Ed eccoci in diretta, amici di Veneto Globe, anche questa domenica 22 dicembre 2019. Siamo all'interno della nostra casetta di vita studio presso Magie d'Inverno, il villaggio natalizio di San Vendemiano. Ebbene, oggi faremo una diretta un po' ridotta, dato i tanti impegni e le tante cose che ci sono, ma a breve poi vi racconterò tutto quello che succede proprio qui a San Vendemiano. State con noi, intanto ci ascoltiamo la prima canzone di oggi, Adele con Skyfall. This is the end. Hold your breath and count to 10. Feel the earth move and then hear my heart burst again. For this is the end. I've drowned and dreamt this moment, so overdue I owe them. Swept away, I'm stolen. Let the sky fall when it crumbles. We will stand tall, face it all together. Let the sky fall when it crumbles. We will stand tall, face it all together. Let sky fall. That sky fall. Skyfall is where we start. 1,000 miles and poles apart, where worlds collide and days are dark. You may have my number, you can take my name, but you'll never have my heart. Let the sky fall when it crumbles. We will stand tall, face it all together. Let the sky fall when it crumbles. We will stand tall, face it all together. Let sky fall. When it crumbles, we will stand tall. When the sky falls, when it crumbles, we will stand tall. Where you go, I go. What you see, I see. I know I'll never be without the security. All your loving arms keeping me from harm. Put your hand in my hand and we'll stand. Let the sky fall when it crumbles. We will stand tall, face it all together. Let the sky fall when it crumbles. We will stand tall, face it all together. Let sky fall. Let the sky fall. We'll stand tall. Skyfall, Adele qui su Veneto Globe, oggi in diretta ma anche su Streaming Sport. Non è vero? Non è vero, io chiedo conferma alla regia. Sì, siamo in doppia diretta YouTube in questo caso, quindi andate a cercarci ovunque sui nostri canali YouTube perché noi ci siamo. E siamo qui proprio a San Vendemiano, nell'evento che ormai vi stiamo raccontando tutti i weekend, tutti i fine settimana, che si chiama Magie d'Inverno. Ebbene, è vero che in questi giorni magari il tempo non è stato proprio dalla nostra parte, perché c'è stata la pioggia, c'è stato un po' di maltempo, neanche freddo a dire la verità, perché la temperatura
si è alzata di molto in queste giornate, anche se giustamente noi preferiremmo il freddo. Sento anche un cagnolino abbaiare qui e là. Vabbè, si vede che c'è qualcuno qui fuori con un cagnolino. Noi lo vedete, siamo all'interno di una casetta, quindi comunque affacciati sul piazzale che dà proprio sul villaggio di Natale, quindi l'abbiamo già detto anche ieri insieme a Mirko Villanova, nostro grande compagno di avventure. Siamo in una posizione davvero strategica perché possiamo godere di tutto ciò che offre Magia d'inverno, e quindi il villaggio di Natale con le casette, ma anche la struttura che ospita la pista di pattinaggio. Ecco, chiederei alla regia se cortesemente possiamo vedere proprio delle immagini della pista di pattinaggio, che in questo momento è già in uso. Vedete, in questo momento ci sono diverse persone che stanno già pattinando sul ghiaccio e tantissime altre che sono in coda per poter entrare. Ecco, questa diciamo che è una delle eccellenze per quanto riguarda Magia d'inverno qui a San Vendemiano. La pista di pattinaggio è ormai da ben 12 anni il fiore all'occhiello di questo tipo di evento, perché pensate, una pista di 800 metri quadrati di certo non è facile trovarla, se non altro qui nelle nostre zone. Ovvio che se andiamo in montagna, mi vengono in mente dei posti come Feltre, come Cortina, insomma lì le piste ci sono, anche a Belluno se non vado errato c'è una bella pista di pattinaggio, ma per trovarla qui dalle nostre parti, possiamo dire in pianura, San Vendemiano è il posto giusto. Peraltro vi parlerò magari più tardi anche dell'Ice Team Sanve, questa squadra di San Vendemiano che sta anche portando a casa ottimi risultati sia per quanto riguarda l'hockey sul ghiaccio dai più piccini ai più grandi, ma anche per quanto riguarda il pattinaggio artistico. Bene, io lancerei subito un paio di canzoni adesso, dato che il clima è quello natalizio e ci vuole un po' di clima natalizio. Subito due canzoni di Natale, una nella versione tutta sua di Laura Pausini ed è Let It Snow, e poi arriva un Frank Sinatra dannata proprio con Jingle Bells. But the fire is so delightful, and since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. Oh, it doesn't show signs of stopping, and I've brought some corn for popping, and the lights are turned way down low. Let it snow, let it snow, let it snow. When we finally kiss goodnight, how I hate going out in the storm. But if you really hold me tight, all the way home I'll be warm. Oh, the fire is slowly dying, and my dear, we're still goodbye. But as long as you love me so, let it snow, let it snow, let it snow. Kiss goodnight. Oh, I'll hate going out in the storm, but if you really hold me tight, all the way home I'll be warm. I'll be warm. Oh, the fire is slowly dying, and my dear, we're still goodbye. But as long as you love me so, let it snow. Let it snow. Let it snow. Let it snow. Let it snow.
one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Dashing through the snow in a one-horse open sleigh. O'er the fields we go, laughing all the way. Bells on bobtail ring, making our spirits bright. What fun it is to ride and sing a sleighing song tonight. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. I love those Jingle bells, those holiday Jingle bells, Those happy Jingle-bells. I love those jingle bells all the way. Meraviglia, questa è l'atmosfera natalizia, quella che piace a noi, che bello, le canzoni di Natale, le luci, i colori, le emozioni, quelle vere. Venite a provarle anche voi qui a San Vendemmiano. Peraltro vi devo dare un'informazione importante, perché oggi proprio qui a San Vendemmiano era prevista un'esibizione e ve la racconto nel dettaglio. Doveva esserci la prima edizione di 1, 2, 3 Sella Sanve, una giornata piena di emozioni e divertimento da trascorrere con il meraviglioso mondo dei pony. Ebbene, purtroppo questo evento oggi non è stato fatto, anche causa maltempo. Insomma, la giornata era incerta, anche se comunque davano un miglioramento, per fortuna c'è stato. Poco fa abbiamo goduto di un meraviglioso tramonto proprio qui davanti a noi, l'avete visto sicuramente anche voi dalle vostre case o se siete in giro. Non abbiamo dubbi che abbiate ammirato questo meraviglioso tramonto. Ed ecco, questo laboratorio, diciamo, ci sarebbe stato un Pony Lab, conosco il pony, quindi varie attività per conoscere appunto il mondo dei pony, la clubhouse dedicata alla musica e la merenda per tutti i bambini. Purtroppo questo evento dedicato ai pony, dedicato ai più piccoli ma anche bello per i grandi, oggi quindi domenica 22 dicembre, oggi alle 14:30, non è stato fatto, però sicuramente sarà rinviato a data però da destinarsi. Ora, appena avremo anche noi delle comunicazioni più efficienti, più efficaci sulle prossime date, sicuramente ve le comunicheremo tempestivamente. Una cosa positiva però è proprio questa, che tante persone magari sono arrivate per vedere questo piccolo mondo dei pony, proprio perché loro sono dei piccoli cavallini, ma non trovando appunto questo tipo di evento, si sono riversati tutti quanti nella nostra pista di pattinaggio, ed è davvero molto molto piena oggi. Possiamo vedere un'altra inquadratura anche, chiedo dalla regia se abbiamo possibilità di far vedere, così ecco lo vedete, no? Nei vari angoli abbiamo piazzato delle telecamere che possono farvi vedere appunto che cosa accade all'interno della pista. La cosa che potete ammirare, che è fondamentale, è che per grandi e piccini ci sono bimbi piccoli che possono andare su quelle foche piccoline trascinati dai genitori, oppure potete provare già proprio ad indossare i pattini con le lame veri e propri per provare l'emozione del ghiaccio. Queste e tante cose sono quelle che accadono a San Vendemmiano, ma ci ascoltiamo ancora un po' di musica e poi rientriamo in diretta. I want you to know that I'm happy for you. I wish nothing but the best for you both. I know the version of me. Is she perverted like me? Would she go down on you in a theater? Does she speak eloquently? And would she have your baby? I'm sure she'd make a really excellent mother. 'Cause the love that you gave that we made wasn't able to make it enough for you to be open wide. No. And every time you speak her name, does she know how you told me it helped me until you died, till you died? But you're still
a slap in the face. How quickly I was replaced. And are you thinking of me when you fuck her? 'Cause the love that you gave that we made wasn't able to make it enough for you to be open wide. And every time you speak her name, does she know how you told me you'd hold me until you died, till you died? But you're still alive, and I'm here to remind you of the mess you left when you went away. It's not fair to deny me of the cross I bear that you gave to me. You ought to know.
that I chose to keep, and no matter if now they are gone, no matter if I am alone, still I can get back on my feet and walk on, as I know that was something to learn. I know there will always be more worth moving on for. Though it's broken, something got broken, like stolen, like if it was stolen and hurting. I have been hurting, and now only time will tell. 'Cause it's broken, something got broken, like stolen, like if it was stolen and hurting. I have been hurting, and now only time will tell. I'd love to be one of those colorful early summer days when everybody's happy that you came. Everybody smiles back at you as soon as your eyes cross their eyes. But something has to happen first. I know winter has to come before it blossoms. So it's broken, something got broken, like stolen, like if it was stolen and hurting. I have been hurting, and now only time will tell. 'Cause it's broken, something got broken, like stolen, like if it was stolen and hurting. I have been hurting, and now only time will tell. Time will heal. Anche Elisa ad accompagnarci con la sua musica. Questa era Broken, qui a San Vendemiano, Magie d'inverno. Stavamo commentando durante il fuori onda, quindi tanto che andavano queste canzoni, di quanta gente stia popolando in questo momento la pista di pattinaggio. Sono davvero in tanti, ma ce ne starebbero ancora, quindi è chiaro che l'invito che dobbiamo fare noi, che è doveroso qui, è di venire in tanti. Guardate un po' quanta gente sta pattinando in questo momento. Davvero sono tante anche le persone che stanno osservando dall'esterno. Chissà se sono lì che attendono un altro turno per entrare, oppure stanno solamente curiosando ciò che accade. Ma sono tante peraltro le persone che sono venute proprio a vivere il villaggio di Natale anche all'esterno, perché tra l'altro, lo dicevamo, non fa così freddo in questi giorni, quindi è anche un piacere stare fuori in compagnia, fare due chiacchiere, sorseggiare qualcosa e mangiucchiare qualcos'altro, perché per chi non lo sapesse, qui alle casette di San Vendemiano i prodotti sono davvero di qualità, e ogni casetta propone poi un qualcosa di tipico, qualcosa di particolare che contraddistingue la casetta e la gestione stessa delle varie casette. Quindi venite in tanti a trovarci qui a San Vendemiano, Magie di Inverno. Noi siamo qui come Veneto Globe Streaming Sport, 2 canali YouTube, web, che si occupano di territorio e di fare promozione di tutto quello che riguarda gli eventi, ma anche delle tante cose belle che abbiamo qui nelle nostre zone, ma anche di sport. Come avete intuito, Streaming Sport è un canale proprio dedicato allo sport, e tante sono le novità che avremo anche nei prossimi giorni. Da domani sera inizierà un nuovissimo programma sul calcio, se non vado errato, mi dicono di sì dalla regia, quindi ecco, io non me ne intendo di sport. Ci sarò anch'io a supervisionare probabilmente questa puntata, ma non ne farò parte, e poi vedremo insomma come si evolveranno le cose. Ma come avete visto anche da questa mattina, i vari commenti delle partite di hockey che riguardano in particolare l'Ice Team Sanve le facciamo proprio noi, sia da qui che in loco, quindi stiamo attenti veramente a tutto ciò che accade nel mondo dello sport
e, come vi dicevo, anche nella nostra terra, nel nostro territorio. Tutte le eccellenze per noi sono assolutamente un punto da sviluppare e da portare poi a tutti voi. Tante sono le novità, vi dicevo, non ve le posso svelare tutte adesso perché altrimenti me le brucio, ma facciamo una cosa: ci ascoltiamo ancora un po' di musica, poi rientriamo in diretta, vi racconto altre cose su di noi e su San Vendemiano a Magie d'inverno. Christmas, just like the ones I used to know, where those treetops glisten and children listen to hear sleigh bells in the snow. Staring at somebody new. Stuck in my head is a picture of you. You were the thunder, I was the rain. I wanna know, will I see you again? I said I love you, you said goodbye. Everything changes in the blink of an eye. It's been a while, I still carry the flame. I wanna know if I see you again. Vieni con me, vieni con me. Io resterò qui ferma finché tu non vorrai stare con me. I could put a little stardust in your eyes and put a little sunshine in your life. Give me a little hope you feel the same. And I wanna know, will I see you again? If I see you again. 'Cause you're not even there. I'm writing the song and you don't even care. Throw me a lifeline, open the door, pick up my heart that you left on the floor. On the floor, on the floor. Io resterò qui ferma finché tu non vorrai stare con me. I could put a little stardust in your eyes and put a little sunshine in your life. Give me a little hope you feel the same. And I wanna know if I see you again. Funny how the time goes rushing by, and all the little things we leave behind. But even then, in everything I do, it's a little bit of me and a little bit of you when we're
see you again? When will I see you again? When will I see you again? Vieni con me. When the world is filled with thunder and the winds are storming above, deep within the night we wonder if we've lost the magic of love. But there's something inside us that looks to the sun. We dream that this light will guide us with love for everyone. When the birds of war are flying and the clouds are heavy with rain, seems I thought the sky are crying, and we feel the cold tears of pain. There's something inside us that goes to the sun. That this light will guide us with love for everyone. Love is there for us, everywhere for us. Open your eyes. Love is rich for us. Is filled with thunder and the skies are peaceful above. Bring the beautiful ones
again. We know the wonder of the magic power of love. Oh, the magic of love. Che spettacolo questa canzone, Lionel Richie insieme al grande nostro compianto Luciano Pavarotti, due voci incredibili che assieme creano la magia, come era proprio questa canzone The Magic of Love. Ebbene, rientriamo in diretta quindi anche per comunicarvi quelli che saranno i prossimi appuntamenti qui da Magie d'inverno a San Vendemiano. Allora, domani un appuntamento meraviglioso per quanto riguarda il mondo dei bambini. Quindi segnatevi, lunedì 23 dicembre alle ore 17:30, l'evento si chiama Quando la realtà diventa fantastica. Lo spettacolo per il vostro Natale 2019, quest'anno a Natale la realtà diventa fantastica. Ci saranno, attenzione, Oreste Castagna direttamente da Rai Yo-Yo, quindi dedicato veramente ai bambini. Rai Yo-Yo è uno dei canali più seguiti dai più piccini, insieme a Benedetta e Marcello Loiacono, che porteranno tutti oltre i confini dell'immaginazione grazie a 3 semplici strumenti: parole, carta e bolle di sapone. Quindi ecco, questo è l'invito ovviamente per tutti voi. Domani alle ore 17:30 qui a Magie d'inverno ci sarà appunto questo evento dedicato ai bambini con degli ospiti d'eccezione direttamente da Rai Yo-Yo. Continuiamo con i prossimi eventi e passiamo al successivo che vedremo giovedì 26 dicembre alle ore 20:30. Ci sarà un meraviglioso concerto natalizio presso la chiesa parrocchiale di Saccon di San Vendemiano ovviamente, quindi non qui presso la struttura, presso il villaggio di Natale Magie d'inverno, ma alla chiesa parrocchiale di Saccon di San Vendemiano. Il concerto natalizio giovedì 26 dicembre alle ore 20:30. Continuiamo, arriviamo a sabato 28 dicembre, 2 eventi addirittura, partiamo dal primo. Alle ore 17 ci sarà la Baby Dance, musica con il gruppo musicale The Baby Dance, appunto un gruppo musicale che farà divertire i più piccoli facendoli ballare, ma anche per i più grandi. Alla fine noi siamo sempre anche un po' bambini e ci divertiamo insieme a loro quando ci sono questo tipo di eventi, questo tipo di manifestazioni. Quindi ricordatevi, sabato 28 dicembre alle 17 la Baby Dance. Ma lo stesso giorno, in questo caso però alle ore 21, presso la palestra polivalente in via De Gasperi, sempre qui a San Vendemiano ovviamente, il gran concerto di fine anno che vede come protagonista la scuola Coletti, scuola di musica della quale abbiamo già parlato qui durante le nostre dirette. Vi racconto un po' di che cosa si tratta. Ci sarà la piccola orchestra veneta diretta da Dino Doni e il coro Monteverdi New Voices, diretto in questo caso da Silvia Buscato. Le voci saranno quelle di Elena Lucca e Enrico Nadai, la fisarmonica è quella di Mirko Satto e la chitarra elettrica di Paolo Zamuner. Paolo Zamuner, permettetemi di fare solo un piccolo appunto, è un giovanissimo musicista, se non vado errato ha solamente 9 anni, però è già una promessa della musica della chitarra elettrica in questo caso. La serata sarà presentata da Elisa Nadai. Ecco, una piccola annotazione anche qui per quanto riguarda questi due personaggi. Elisa Nadai e Enrico Nadai sono i figli del direttore artistico che abbiamo avuto ospite qui della scuola Coletti di San Vendemiano. Quindi ecco, un'occasione in più per venire a godere di tanta buona musica. In questo caso parliamo di musica classica, ma con delle contaminazioni assolutamente interessanti anche per quanto riguarda il moderno. Quindi questo è il gran concerto di fine anno, sabato 28 dicembre alle ore 21. Vi ricordo presso la palestra polivalente in via De Gasperi a San Vendemiano. Dove siamo arrivati? Siamo arrivati, vediamo. Ok, domenica 29 dicembre ci sarà un altro evento alle ore 17, i fratelli di Babbo Natale, un grande evento di cabaret in questo caso, quindi due comici eccezionali, si chiamano proprio così, i fratelli di Babbo Natale, domenica 29 dicembre alle ore 17. Arriviamo alla fine dell'anno e quindi martedì 31 dicembre, per chi ancora non sapesse come festeggiare l'arrivo del 2020, dalle ore 20 ci sarà la cena di fine anno in collaborazione con il gruppo Giovani Cosniga
presso la mensa delle scuole elementari di San Vendemiano, sempre in via De Gasperi. Menù, ve lo dico per quello che c'è scritto qui nella nostra brochure. Il menù vede un aperitivo di benvenuto, poi un antipasto, uno spiedo con contorni, acqua, vino, frutta e caffè. Alle 24 per tutti quanti ci sarà anche il panettone, lo spumante per festeggiare l'anno nuovo. Vi do al volo anche i prezzi, perché se volete poi prenotare è meglio farlo per tempo, i posti sono ancora pochi. Gli adulti 30 euro, i bambini 15 euro fino ai 10 anni, quindi assolutamente un prezzo conveniente per trascorrere l'ultimo dell'anno e festeggiare insieme l'arrivo del 2020. Ci ascoltiamo ancora un po' di musica prima di salutarci per questa nostra diretta di domenica 22 dicembre. Rimanete con noi, arriva Patti Smith, Because the Night. Me now, baby, here as I am. Pull me close, try and understand. Desire is hunger, is the fire I breathe. Love is a banquet on which we feed. Come on now, try and understand the way I feel when I'm in your head. Take my hand from undercover. They can't hurt you now, can't hurt you now, can't hurt you now. Because the night belongs to lovers. Because the night belongs to life. Because the night belongs to lovers. Because the night belongs to us. Have I doubt when I'm alone? Love is the ring, the telephone. Love is an angel disguised as lust. Here in our bed until the morning comes. Come on now, try and understand the way I feel under your command. Take my hand as the sun descends. We can't touch you now, can't touch you now, can't touch you now. Because the night belongs to lovers. Because the night belongs to life. Because the night
Sulle note di questa canzone degli Wham, Last Christmas, è la voce inconfondibile di George Michael, un brano del 1984 che ascoltiamo sempre ancora con tanto piacere. Volevo darvi anche gli altri appuntamenti, siamo arrivati fino al 31 di dicembre per festeggiare qui a San Vendemiano. Avete sentito la fine del 2019 e l'arrivo di un 2020 che sarà sicuramente meraviglioso. Ma non finiscono qui gli eventi, perché continuano, e quindi passiamo a sabato 4 gennaio alle ore 15. Ci sarà il mago Sirio. Il prestigiatore Sirio Alfieri ci invita in un viaggio nel suo mondo di fantasia fatto di meravigliose illusioni e momenti magici. Lasciati trasportare, così dice il nostro volantino, in un mondo fatto di storie, segreti e strane coincidenze. Quindi ricordate, mago Sirio, sabato 4 gennaio alle ore 15. Il giorno successivo, invece, domenica 5 gennaio alle 16:30, avremo un evento assolutamente dedicato ai bambini, la nuova edizione di Diana Orfei, con la grande magia, le bolle di sapone, i clown giocolieri, l'uomo palla, un magico spettacolo con l'uomo forte, Slinky la molla gigante, e poi anche tutte le mascotte. Vedo Masha e Orso, vedo Topolino e Minnie, vedo Olaf, che è il pupazzo di neve di uno dei più grandi cartoni animati della Disney di questo periodo, ma anche i Minions, la Bella e la Bestia, insomma tante novità per questa domenica 5 gennaio alle ore 16:30, spettacolo per i più piccolini. Attenzione, perché domenica 5 gennaio alle 20:30 ci sarà anche un altro grande evento che tutti ormai conosciamo molto bene, perché è la sera del Panevin, e anche qui a San Vendemiano ci sarà il tradizionale Panevin in Via dello Sport, quindi accorrete in tanti alle ore 20:30 insieme alla Proloco di San Vendemiano con l'Avis. Ci sarà poi anche la fiaccolata dei bambini con partenza dal piazzale della chiesa alle ore 20:15, e la serata sarà lietata con i canti e la musica dal vivo. Pinza e vin novo assolutamente per tutti, con la partecipazione esclusiva, pensate, della Befana, perché è proprio la notte che vede l'arrivo e il passaggio della Befana per i bambini più bravi, altrimenti carbone per tutti. A me quest'anno porterà il carbone, immagino, no? Cosa dice lei dalla regia? Carbone per me, che non sono stato bravo. Quindi numerosi, mi raccomando, anche domenica 5 gennaio alle 20:30 per il Panevin. L'ultimo giorno di festa sarà lunedì 6 gennaio, perché poi tutti quanti riprenderemo le attività normali, la scuola per i più piccoli, il lavoro per tutti gli altri. Lunedì 6 gennaio alle ore 11:15, poi vi dirò anche meglio i turni. Ci sarà un evento legato alle trasformazioni. Attenzione, vi leggo quello che c'è scritto nella descrizione qui. Nulla si crea e nulla si distrugge, tutto si trasforma. Fisica, chimica e biologia devono inchinarsi a questa legge fondamentale, legge che regola la natura e i suoi cambiamenti. Attraverso curiosi esperimenti scientifici, esplosioni e strane pozioni, indagheremo i segreti della scienza e delle sue trasformazioni. Accompagnati da un esperto scienziato, scopriremo le potenzialità, le incredibili applicazioni e anche i pericoli delle più grandi trasformazioni scientifiche. In collaborazione questo evento con l'Ice Team Samve, quindi un evento legato alle trasformazioni, lunedì 6 gennaio, a partire dalle 11:15. Vi dico i turni però: il primo turno sarà appunto alle 11:15, il secondo alle 14:30, poi un altro turno alle 16:30 e un altro turno per finire alle 18:15. La durata è più o meno di 40 minuti per turno. Ecco, seguite noi e seguite quello che accade a Magia d'Inverno, perché anche questi orari potrebbero subire qualche modifica. Noi siamo arrivati alla fine di questa diretta. Oggi abbiamo già salutato le 18 da un minutino, quindi vi ringraziamo di essere stati con noi. Vi vogliamo augurare un felice Natale per voi e le vostre famiglie, dato che non ci sentiremo poi per i giorni di Natale, quindi lo facciamo adesso. Vi facciamo davvero tanti auguri per un felice e sereno Natale. Vi lasciamo con l'ultima canzone, che assolutamente è per noi ormai diventata la sigla di questo Natale 2019. Rimanete con noi, perché noi ritorniamo anche la prossima settimana, il prossimo weekend, qui da Magia d'Inverno San Vendemiano. Grazie a tutti e buona serata! I don't want